Amici amanti del futsal, buon pomeriggio. In diretta dalla TM Arena di Tombolo stiamo per assistere all'incontro valevole per la 15ª giornata del campionato di Serie B, Girone B, tra TM Gran Giorgione in maglia bianca e Palmanova in maglia amaranto. Nel turno precedente entrambe le formazioni hanno subito la sconfitta e quindi sono desiderose di rivalsa e di tornare ai 3 punti. Un solo punto divide le due squadre in classifica, con TM a 12, 4 vittorie, 0 pareggi, 9 sconfitte, 39 gol fatti, 70 subiti, e Palmanova a quota 11, 3 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte, 46 gol fatti, 73 subiti. Si capisce quindi l'importanza di questa sfida con le due società che guardano in alto alla zona playoff, distante rispettivamente di 5 e 6 punti. Alle riprese, al commento e alla regia Enrico Guidotti, Andrea e Michele Di Giambattista. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Gianluca Moser di Trento, Mauro Bontorin di Bassano del Grappa e Luca Finotti di Rovigo. Diamo lettura alle formazioni delle squadre, con il Palmanova che presenta con il numero 3 Adi Hametai, col 4 Filippo Costantini, col 7 Raffaele Contin, col 8 David Calderone, col 9 Roberto De Bernardo, col 10 Anel Kandic, col 11 Slavisa Bozic, col 12 Fabio Flaugnacco, col 19 Luca Morassi, con il 22 Michele Langella, col 27 Jacques Sovdata, con il 37 Luca Dorigo, mister Bozic Slavisa, capitano Michele Langella. Il TM Gran Giorgione, il numero 1 Davide Prosdocimi, il numero 2 Jonathan Gastaldi, il numero 3 Alberto Toso, il numero 5 Francesco De Vivo, con il 6 Silva De Oliveira Leonardo, con l'8 Garcia André, con il 9 Mattia Vettore, con l'11 Flamingo Giata, con il 22 Mattia Guidolin, col 23 Francesco Vendramin, col 24 Steven Daniel Zannoni, col 25 Gianmarco Massarotto, mister Thomas Bragagnolo. L'incontro è iniziato in questo momento con il Palmanova che manovra palla, subito va alla conquista del pallone Vettore, che lo porta un po' a spasso, poi viene servito all'indietro Zannoni, Steven Daniel Zannoni, Garcia Andrea Zannoni, servito ancora Vettore, pallone sulla fascia destra, poi verso il centro, Vettore prova la fuga dritto per dritto, subisce fallo, calcio di punizione per la TM Gran Giorgione. Sono passati appena 36 secondi dall'inizio di questo incontro, valeva appunto per la 15ª giornata del campionato di Serie B. Il calcio di punizione per la TM Gran Giorgione, distanza piuttosto notevole. Siamo intorno ai 18 metri. Sulla sfera alla battuta Zannoni, che batte sulla sinistra per Garcia André, prova a mettere al centro, si gira e tira all'improvviso con un mancino, pronto il portiere del Palmanova a bloccare la palla sul petto. Palmanova che si riporta in avanti, è il numero 7 Raffaele Contin che tenta di affondare sulla sinistra, affondare l'azione, poi però viene fermato e la rimessa in gioco è della TM. Vettore per Garcia Andrea all'indietro, Zannoni, il difficile controllo di De Vivo, pallone che termina in rimessa laterale. La battuta Kandic, ancora pallone all'indietro nella metacampo del Palmanova, che prova ora sulla sinistra, intervento difensivo della TM
mette solamente il pallone in rimessa laterale per una nuova giocata del Palmanova. Il numero 9 è De Bernardo, il numero 10 Kandic, ancora servito Kandic che di suola porta il pallone all'indietro per far ripartire un'azione. Questa volta si aprono un po' le maglie, va al tiro il numero 27 Sovdata, Jaka Sovdata, tiro ben calibrato, leggermente fuori, 1,5 metri fuori alla sinistra di Davide Prosdocimi, che va alla rimessa, rasoterra, servito ora Vettore, Zannoni, si allunga il pallone Zannoni, lo recupera e lo mette al centro, il numero 10 Kandic, non c'è nessun suo compagno pronto a ricevere questo pallone, c'è la rimessa laterale quindi per la TM Gran Giorgione. In porta per il Palmanova il numero 19 Luca Morassi. Il recupero di Garcia André, Vettore, si accentra Vettore, il tiro di Vettore sfiora il palo alla sinistra di Morassi. Un tiro per parte, entrambi fuori misura ma di poco. 2 minuti e 10 secondi dall'inizio della gara, 0-0 qui alla TM Arena di Tombolo. TM Arena 15 giorni fa, teatro della Final 8 maschile, della Final 4 femminile della Coppa Italia regionale del Veneto. È ancora vivo il ricordo di quella manifestazione, con tantissime persone ad assistere in TV, in streaming o dal vivo, queste 10 gare che hanno poi regalato a Real Grisignano e a Pupi Verona, rispettivamente nel femminile e nel maschile, la vittoria della Coppa Italia regionale. Ma riprendiamo la cronaca dalla TM Arena con Garcia André, che prima si libera, poi prova a servire un diagonale sulla destra per Vettore, troppo lungo, non riesce a raggiungere questo pallone Mattia Vettore. Pallone che termina dietro i teli di protezione del muro, poi ricompare con il portiere Morassi. Palmanova che manovra all'altezza della tre quarti offensiva, prova un passaggio lungo linea, capisce tutto Zannoni, che poi viene fermato da un blocco, tutto regolare. Kandic, il tiro di Kandic poco sopra la traversa, bello spunto di Kandic che ha calibrato sul tiro, però è risultato leggermente alto sopra la traversa. Zannoni, serve De Vivo, prova l'allungo De Vivo, torna all'indietro per Zannoni, cambio fronte, Vettore sulla sinistra, si accentra Vettore, gli rubano palla i giocatori del Palmanova. Zannoni, per non saperne leggere né scrivere, butta il pallone direttamente sul muro del Parasport, evitando quindi una possibile ripartenza del Palmanova, che riparte ora ma dalla propria difesa con la rimessa laterale. Ora il pallone spostato su sinistra, al centro, a destra. De Bernardo recupera ancora la TM, Vettore controlla sfera, serve indietro Zannoni, lungo la linea centrale per De Vivo, perde palla De Vivo, allunga l'azione il numero 7 Contin, va al tiro Murato, rimessa in gioco Palmanova, palla inattiva in zona d'attacco per la formazione friulana, il controllo di Vettore, si sposta il pallone lateralmente, mette fuori. Primi cambi nelle panchine, è entrato Toso per quanto riguarda la TM, il numero 22 Langella per il Palmanova, Sovdata, su di lui Toso, il recupero di Garcia André che subisce fallo, viene trattenuto per la maglietta, inevitabile
Cartellino giallo per Contin per questo fallo su Garcia André, lanciato tutto solo verso la rete, aveva anche un po' di vantaggio, ma il fallo e il conseguente cartellino giallo viene spostato il punto del calcio di punizione. In effetti il fallo è avvenuto proprio lì, come dice l'arbitro, sulla sfera Garcia André per la stoccata verso la porta o per un passaggio verso un proprio compagno. Opta per la seconda opzione, pallone messo al centro, in ritardo Vettore su questo pallone, forse preso un po' in controtempo, pallone messo al centro da Alberto Toso, nessun compagno pronto a deviare in porta. Bosic, lungolinea, bel tiro improvviso di Contin, pronto però Prosdocimi a deviare, un tiro impensabile in questa situazione, ben calibrato, probabilmente era vicino al palo, non si sa se nel palo, dentro o fuori, ma comunque Prosdocimi ha risolto la questione. Alla rimessa in gioco Bosic, all'indietro per Sovdata, ancora servito Sovdata, su di lui Jata, riparte la TM, Garcia André, di tacco per Zannoni, all'indietro per Toso, Garcia André fa sfilare il pallone, è in vantaggio il portiere del Palmanova, Morassi, prova a servire Contin, c'è comunque un tocco della TM, rimessa laterale, Palmanova. Alla battuta Bosic per Contin, si gira Contin, su di lui Zannoni, calcio d'angolo, nuovo calcio d'angolo Palmanova. Contin al centro, rimane fermo il numero 3 Toso, tocca il pallone con la caviglia, nuovo corner. Si libera bene il numero 27 del Palmanova, Sovdata, va al tiro di mancino, Murato. Ora è Langella, ancora servito Contin, questa volta Contin non aggancia, su di lui faceva guardia Zannoni, ancora servito Zannoni per Toso, il pallone però viene preso da Toso ma era già uscito, quindi rimessa laterale Palmanova con il tiro alla gran parata di Prosdocimi, il tiro di Langella da posizione defilata, la parata di Prosdocimi, poi un pallone che danza pericolosamente davanti alla porta del TM, nulla di fatto. Zannoni, un bel passaggio di Zannoni, leggermente troppo lungo per Toso, bella l'idea, ha tagliato tutto il campo questo passaggio, per servire sulla destra Toso che non c'è arrivato. Bosic all'indietro, l'intercetto di Flamingo, passaggio sulla parte destra per Silva De Oliveira che va al tiro, fermato questo tiro da Morassi nell'1 contro 1, ha avuto una buona occasione De Oliveira ma Morassi si è fatto trovare pronto e soprattutto nella posizione giusta. Zannoni, l'ultimo tocco è del Palmanova, rimessa laterale in zona d'attacco per la TM, un solo punto dividono queste due squadre in classifica, quindi si preannuncia un incontro equilibrato, perlomeno guardando l'esito delle prime 14 gare di campionato. C'è un uomo a terra, il pallone viene messo fuori, a terra
numero 27 Sovdata si tocca la caviglia, gioco fermo. Il gioco riprenderà poi con una rimessa laterale che sicuramente verrà restituita al Palmanova. Si rialza Sovdata, nulla di grave per lui, zoppica un po' ed ecco il pallone restituito direttamente al portiere Morassi. È entrato anche il numero 8 Calderone nel Palmanova, che viene servito, lo stop di petto di Calderone, il tentativo di passaggio, il recupero palla del Gran Giorgione, il recupero palla del Palmanova, la rimessa laterale per il Palmanova con Dorigo che si occupa della battuta. C'è stato un aggancio del numero 6 Silva de Oliveira, però il pallone poi è uscito di poco, ma c'è la rimessa laterale degli ospiti. Sette minuti e 30 di gioco, 0-0 qui alla TM Arena tra TM Gran Giorgione e Palmanova calcio a 5. Squadre rappresentanti di due città, due bellissime città murate. Ora il tiro del numero 37 Dorigo, pronto Prosdocimi, tiro insidioso di Dorigo, poteva far male, però Prosdocimi ha preso posizione rapidamente ed è riuscito a fermare questo pericolo. Ancora un pericolo per la difesa della TM con il tiro di Langella, c'è un tocco e si riprenderà quindi con una palla inattiva, un corner. Pallone al centro, gioco di suola all'indietro per Dorigo, Langella, il tiro di Langella, ancora una volta pronto Prosdocimi. Anche questo tiro di Michele Langella voleva far male, ma Prosdocimi, anche un po' un metro fuori dalla linea della propria porta, comunque è riuscito ad alzare la sfera di nuovo in angolo. Si accentra e va al tiro e al gol! Il numero 27 Sovdata, Jaka Sovdata, la sblocca lui. 8 minuti e 11 secondi di gioco, il tiro da fuori di Java Sovdata, 1-0 Palmanova. 1-0 quindi per il Palmanova qui alla TM Arena, con il Gran Giorgione subito che ha cambiato marcia, almeno nei primi passaggi dopo la ripresa del gioco. Rimessa di Prosdocimi a mezza altezza, lo stop di Toso che però poi riceve il tiro e il gol, il primo tiro di Dorigo, poi sotto porta a porta vuota la deviazione vincente di David Calderone, il gol di David Calderone, il raddoppio del Palmanova nel giro di pochi secondi, 2-0 Palmanova. Garcia André all'indietro, De Oliveira, passaggio di Oliveira fuori misura, non può essere preso da Toso. Abbiamo intanto rivisto anche l'azione del secondo gol con il palo colpito dalla destra, poi sul rimpallo la deviazione vincente di David Calderone a porta vuota. Palmanova che pressa nel tentativo di tenere lì il TM. Langella si accentra, fermato molto bene da Garcia André,
il passaggio sulla destra per Toso, il passaggio al centro di Toso viene fermato dalla difesa del Palmanova, poi riparte l'ATM con De Oliveira. Toso, vettore, si dispone la difesa del Palmanova. Garcia André solo 1 contro 1 e riesce Morassi inginocchiandosi a fermare questa azione di Garcia André. Occasione per l'ATM, ancora Garcia André che si propone questa volta in una posizione più decentrata, c'è la deviazione, calcio d'angolo dell'ATM. Calcio d'angolo col pallone messo fuori area, il tiro al volo di Zannoni, fuori. All'indietro per Prosdocimi, sulla destra riparte l'ATM, Garcia André, sotto di 2 l'ATM, Vettore, il bel controllo di Vettore, si presenta solo, prova a mettere al centro, il suo passaggio viene fermato, scuote la testa a Garcia André per un non nulla, il pallone non è filtrato, si invola Garcia André, subisce fallo, calcio di punizione, nuova ammonizione, ancora per una trattenuta per la maglietta. Ammonito il numero 10 Kandic, Abel Kandic, un classe 99, che ha effettuato questo fallo su Garcia André. Calcio di punizione per l'ATM, da posizione interessante. Ha avuto le sue occasioni per accorciare o addirittura per impattare il risultato la TM, ma è stato bravo nelle occasioni Luca Morassi a sventare le occasioni da gol. Punizione battuta e il tiro di Zannoni fuori misura. Time out chiamato dalla formazione ospite del Palmanova. 1 minuto di pausa quindi in questa gara con il parziale TM 0 Palmanova 2. Abbiamo visto inquadrata la panchina del Palmanova, la carica di questi ragazzi che sono in vantaggio di 2-0. Per la TM serve già fin da subito una reazione. Come dicevamo, ha avuto delle buone occasioni la TM per rimettersi subito in gara, ne prova ad avere un'altra con Vettore, ma riesce a controllare la difesa del Palmanova. Il passaggio intercettato è messo fuori. Per la nuova rimessa in gioco, la rimessa laterale, proprio all'altezza della metà campo, Garcia André, Zannoni, ancora Garcia André, Zannoni, per il momento la TM nella propria area difensiva, poi Garcia André cerca un passaggio orizzontale per Vettore, viene fermato e il pallone esce fuori, quindi la rimessa laterale sarà sempre della TM. Garcia André all'indietro per Zannoni, riparte l'azione della TM, c'è il pressing del Palmanova, costringe all'errore Garcia André ma che subisce fallo, calcio di punizione per la TM. Palmanova che ha già sul groppone 4 falli a 9:06 dalla conclusione del primo tempo, è però in vantaggio 2-0. Zannoni prova a servire Vettore,
il suo passaggio viene murato, recupera ancora la sfera Zannoni, prova a involarsi verso il centro, in scivolata, interviene Kandic, poi si allunga il pallone. Era partito dritto per dritto Zannoni, ma Kandic in scivolata, in modo corretto, ha fermato l'azione di Steven Daniel Zannoni. Il lungo passaggio impossibile da prendere per Vettore. Pallone giocato sulla destra dal Palmanova con l'autore del secondo gol, David Calderone, che passa all'indietro. Ora Kandic, il tiro contrastato, il passaggio contrastato da De Vivo e di conseguenza la rimessa laterale del Palmanova all'indietro per il portiere Morassi, fino a qui protagonista in un paio, 2 o 3 situazioni difficili per lui, ma che ha risolto con bravura. Prosdocimi sulla destra, pallone a Palombella, riesce a intervenire il centrale difensivo del Palmanova, c'è un fallo e il calcio di punizione. Questa volta il fallo è dell'ATM, il calcio di punizione è per il Palmanova all'altezza, posizione centrale, ma a 15 metri dalla porta di Prosdocimi. È rientrato intanto Raffaele Contin. Sulla sfera Bosic, che è anche l'allenatore di questa squadra. Contin, si gira Contin, Prosdocimi in 2 tempi. Prima ammortizza il tiro di Contin, poi il pallone sfugge sulla sinistra, ma Prosdocimi lo agguanta. Garcia André per Vettore, di suola Vettore. Difesa della Palmanova però subito pronta con Sovdata che sporca l'azione di Vettore, anche se c'è una nuova situazione d'attacco per la TM con la rimessa laterale che sarà battuta da Garcia André. Corto per De Vivo, cambia fronte De Vivo, poi riceve di nuovo sfera, prova a far filtrare un passaggio, fermato, pallone sul fondo, anzi in rimessa laterale. De Vivo, Prosdocimi, rilancio di Prosdocimi molto teso, l'aggancio di Vettore, sarebbe stato tutto molto bello, ma l'aggancio e il tiro tutto in un tempo di Vettore, il tiro gli esce alto. Servito basso Contin, col pallone che però termina fuori. Garcia André, Zannoni. Si ripropone il Palmanova con il tiro dalla sinistra del numero 11 Bosic. Pallone, tutti i giocatori in un fazzoletto del campo ora si distendono con Vettore che prova ad accentrarsi. Gli sporca l'azione Roberto De Bernardo. L'ultimo tocco è di Vettore, la rimessa sarà per il Palmanova. Lungo lancio col colpo di testa di Prosdocimi, il pallone svirgolato da De Bernardo che si innalza, poi lo riconquista la TM, preso in casa ancora Prosdocimi, ancora un lungo lancio di Prosdocimi, questa volta è troppo lungo per Vettore, direttamente sul fondo. Sul tabellone 2-0 Palmanova, 6:39 la conclusione, 4 falli di Palmanova, 1 TM. Si accentra e va al tiro Sovdata, Murato, Contin,
Viene messo a terra, calcio di punizione a favore del Palmanova. A terra Contin, si tocca il ginocchio, batte la mano sul parquet, si rialza però fortunatamente Raffaele Contin, il duro colpo, si lamenta un po', poi allarga le braccia e poi l'abbraccio con Zannoni. Il calcio di punizione quindi per il Palmanova, pallone messo dall'altra parte, viene recuperato dall'ATM, poi De Bernardo riesce a sbrogliare una possibile ripartenza. Zannoni, il lungolinea di Silva De Oliveira, si allarga ed esce fuori. Ora pressa la TM nel tentativo di fermare subito l'azione del Palmanova, ci riesce in qualche modo. Zannoni cambia fronte di gioco da sinistra a destra, Vettore prova a sfuggire, subisce anche fallo, mette al centro per il numero 5 De Vivo, il recupero della difesa, una serie di rimbalzi favorevoli con Di Bernardo che risolve la questione, con Contin che riparte sulla destra, viene fermato per la nuova rimessa laterale Palmanova. Serie di contrasti a centrocampo, poi la palla schizza verso la difesa della TM che riparte. Zannoni per Silva De Oliveira, Vettore, si allunga il pallone Vettore, rientra Langella al posto di esce De Bernardo. Ecco Langella che tocca il suo primo pallone da quando è rientrato in campo, poi c'è un altro fallo, il terzo della TM, calcio di punizione Palmanova, siamo in posizione laterale all'altezza della metà campo. Contin, avvolto da tre avversari che gli rubano palla. De Oliveira, bel passaggio di De Oliveira, poi il pallone sfugge a Jata. C'è un fischio. Chiarimento tra la terna arbitrale, tutto risolto. Sovdata, Morassi lancia lungo per Contin, cambiando in diagonale il campo, poi De Oliveira lotta con Sovdata, l'ultimo tocco è di De Oliveira. Sovdata corto per Morassi, rischia un po', si disimpegna nella propria difesa il Palmanova con un fallo di Flamingo Jata e il calcio di punizione del Palmanova. La situazione falli ora è di 4-4 a 4:24 dalla conclusione del primo tempo. Pallone all'indietro per Morassi, prova ad allargare un po' il gioco il Palmanova. Langella, Sovdata, ancora Langella, triangolazione con Sovdata, un altro fallo e questa volta c'è anche il cartellino giallo per De Vivo che esce per un cambio, ma prima ha subito il cartellino giallo dopo aver commesso il fallo, quinto fallo quindi della TM che in pochi minuti, nel giro di 200 secondi ha commesso una serie di falli consecutivi che l'ha portato a quota 5 sul tabellone, quindi dal prossimo sarà tiro franco
per gli ospiti, che invece si erano portati al quarto fallo all'altezza della metà del primo tempo, poi non ne hanno più commessi. Contin, il tiro di Contin, la parata di piede di Prosdocimi, controlla di piede il suo collega Luca Morassi, fa ripartire l'Angella, tiene un po' palla l'Angella, comincia a pressare la TM, la finta di Contin, il tocco della TM, la rimessa laterale in zona d'attacco per il Palmanova. L'Angella, ancora servito all'Angella, prova a superare con un pallonetto che non gli riesce, però il suo avversario diretto, poi il pallone messo al centro, esce direttamente in rimessa laterale. Alla battuta Zannoni che serve Prosdocimi, il portiere, il lancio di Prosdocimi a tagliare il campo, il colpo di testa di L'Angella, il recupero di Contin, poi interviene in copertura Costantini, ancora L'Angella che si confonde probabilmente con l'arbitro, ha cercato di servire l'arbitro proprio sotto la nostra postazione. Passaggio non riuscito ovviamente. Garcia Andrea cerca di involarsi sulla destra, c'è una sorta di doppio muro, ma giudicato regolare. Morassi, bella azione del Palmanova che riparte con L'Angella che si accentra, l'ultimo tocco è del numero 24 Zannoni che di schiena devia in calcio d'angolo. Gara che ha avuto una serie di occasioni da una parte e dall'altra, poi un sussulto verso l'8° minuto con l'1-2 del Palmanova, con Sovdata e Calderone nel giro appunto di un minuto, le due reti dei friulani. Garcia Andrea è un po' sbilanciato, non riesce a raggiungere questo pallone, lo rimette fuori direttamente dalla propria zona Morassi, uscendo però dall'area. Controfallo, l'errore di Garcia Andrea, pallone probabilmente era in movimento, forse un po' di nervosismo che serpeggia. Ora però Garcia Andrea si invola tutto solo, questa volta l'occasione giusta, ma ancora Morassi, rimanendo fermo nella propria posizione, riesce a recuperare questo pallone in modo molto buono. Poi c'è una spinta non giudicata fallosa, quindi il gioco riprenderà con una rimessa laterale per la TM. Decisivo nell'1 contro 0 Luca Morassi, 1 contro 1, nel senso che attaccante contro portiere difendente, ha avuto la meglio il portiere difendente Garcia Andrea. Il tiro di Garcia Andrea, ancora una volta Morassi ci mette la mano destra e mette in angolo. Pallone al centro, ancora Morassi che va a recuperare un pallone sulla linea, pallone difficilissimo, ancora un pallone messo al centro da Vettore, era un po' alto e non è riuscito a dare la stoccata a Zannoni. Decisivo Morassi in questo primo tempo, quest'ultima parata con un colpo di reni a togliere, a sradicare il pallone dalla linea della propria porta. Stava per l'MLM per entrare, ma con un colpo di reni è riuscito a fermare la sfera prima che entrasse in rete. 1:45 la conclusione del primo tempo, 2-0 Palmanova, che ora si ripropone in avanti.
Langella, il tiro di Langella, bellissimo intervento plastico di Davide Prosdocimi. Show dei portieri in questo primo tempo, da una parte e dall'altra. Langella, Bosic, all'indietro per Morassi. Vediamo cosa fa Morassi, proverà il lancio lungo, teso. Interviene però Zannoni, anzi De Oliveira. Prosdocimi che è costretto a intervenire un po' in affanno su questa sfera perché c'era lì in agguato Calderone, mette direttamente in tribuna rischiando di colpire un bicchiere di birra stracolmo di uno spettatore. Sarebbe stato un sacrilegio. Garcia André prova il passaggio lungolinea, prova l'affondo invece che subisce una manata in pieno viso. L'affondo di Silva De Oliveira che con potenza si era portato sulla destra, poi in fase difensiva il recupero palla del Palmanova, ma c'è stata anche una manata in pieno viso di Silva De Oliveira, non giudicato falloso nella dinamica dell'azione, non è stata giudicata fallosa questa situazione, quindi si riprende con una rimessa laterale per la TM. Garcia André si accentra, il tiro di Garcia André colpisce Vettore, il suo compagno di squadra. Vettore, oltre ad aver fermato l'azione di Garcia André, ha preso anche una gran botta su questo tiro, fortissimo. Morassi, teso, prova il colpo di testa Bosic, facile Prosdocimi, Garcia André, fermato regolarmente, il tiro da fuori area di Calderone che sfiora il palo. Occasione per il Palmanova, Vettore si districa tra due avversari, poi ancora Calderone aiutandosi un po' con le braccia, ma compiendo un'azione regolare riesce a mettere il pallone in rimessa laterale, fermando di fatto l'azione di Vettore che si era involato dopo aver superato due avversari che l'avevano stretto e proprio si era incuneato in mezzo. De Oliveira, Zannoni, Garcia André. Ecco il cambio fronte, il tiro di Zannoni, di Silva De Oliveira, fisici importanti per i due giocatori De Oliveira e Zannoni, facile confondersi anche su chi possiede la palla tra i due. Ora Silva De Oliveira e il tocco sotto di Garcia André, si allarga un po', occasione TM, sotto porta Garcia André alla stoccata a colpo sicuro, ma il pallone gli esce un po'. Ora c'è un contrasto in piena area tra il portiere Prosdocimi e il pivot del Palmanova che era andato a cercare di colpire il pallone di testa. Buona sfera dall'altra parte, pallone messo al centro con Calderone che lo fa sfilare in calcio d'angolo. 7 secondi alla conclusione del primo tempo, sempre 2-0. Prova a ripartire Vettore, molta grinta nei giocatori del Palmanova che intervengono in ogni pallone fino al doppio fischio dell'arbitro che determina la fine del primo tempo. Si va al riposo con il Palmanova in vantaggio 2-0 qui a Tombolo alla TM Arena. A tra poco per la ripresa.
Secondo tempo di TM Gran Giorgione Palmanova, parziale 0-2, secondo tempo iniziato da 20-30 secondi, con quindi la TM Gran Giorgione che proverà in tutti i modi a recuperare questo risultato, il Palmanova a difendersi magari cercando delle ripartenze e andando a cercare l'allungo. Gara quindi comunque tutta da vedere, perché nel primo tempo in effetti sono stati protagonisti i portieri, specialmente il portiere del Palmanova, che ha fatto una serie di interventi risolutivi, e il vantaggio del Palmanova è comunque meritato, ottenuto nel giro di pochi secondi, attorno all'8° minuto, con l'1-2 di Java Sovdata e di Calderone. Riprendiamo quindi la cronaca di questa ripresa con il tiro di Garcia André, deviato dal numero 9 De Bernardo. In calcio d'angolo, TM che si riversa in avanti. Zannoni mette sotto porta per Garcia André, un po' sbilanciato, occasione sotto porta del numero 8 Dionisio Garcia André, la mette alta, Contin, fermato da Zannoni, riparte il TM, riesce a mantenere il pallone in campo, viene servito all'indietro Prosdocimi per un mancato aggancio, poi una serie di fucilate, di passaggi a fucilata, ma riesce a mantenere la sfera, la TM, con un contrasto che fa terminare il pallone in rimessa laterale, sempre a favore della squadra di casa. Toso, passaggio in verticale per Vettore che si libera bene. Vettore, il tiro di Vettore a superare Morassi, l'ha superato ma il pallone è uscito largo. Si era ben posizionato Morassi a coprire la porta, Vettore l'aveva anche scavalcato, poi però il pallone si è allargato alla destra dello stesso Morasso. Ancora Vettore che mantiene il pallone in campo, mantiene il possesso della sfera con questa nuova rimessa laterale TM. Alla battuta Toso all'indietro per Garcia André, poi Zannoni, ancora Zannoni in possesso sfera, Toso, difficile controllo di Toso ma mantiene bene il possesso della palla comunque, e riceve il passaggio da Zannoni, poi cerca di servirlo di tacco, interviene la difesa, c'è l'allungo, il tiro e la pallone che pericolosamente stava per entrare in porta, ma interviene Garcia André e salva la situazione. Occasione quindi con questo tiro di Contin smorzato da Prosdocimi, poi il pallone è sfuggito verso la linea della propria porta. Provvidenziale l'intervento difensivo di Garcia André, serie di contrasti a centrocampo, si invola sulla destra e c'è l'occasione, doppia occasione con il tentativo di tiro di Sovdata a porta vuota, poi si porta in avanti la TM, la gara si accende. Occasione prima per il Palmanova in ripartenza. In effetti sono due le occasioni nel giro di pochi secondi. Il pallone e il gol di Alberto Toso, ben servito da Vettore che ha fatto tutto molto bene, ha stoppato il pallone al centro dell'area, non si è fatto invogliare dalla conclusione che era difficile perché era marcato, ha servito il giocatore libero sulla destra Alberto Toso, il TM che accorcia le distanze, il gol di Alberto Toso. quindi 1-2 qui alla TM Arena. Ai gol del primo tempo
del Palmanova. Ora c'è la rete che accorcia le distanze della TM. 2 minuti e 40 secondi dall'inizio della ripresa. Gara tutta da vivere. Garcia André fa una finta, prova ad andare via verso l'esterno, poi cerca di entrare all'interno, cerca un passaggio tra due avversari che viene fermato comunque da questi due avversari che mettono il pallone fuori. Prosdocivi, rilancio lungo, il bel aggancio di Vettore, poi il passaggio di Suola all'indietro, preso da Contin per il numero 22, Langella, chiude la porta Prosdocivi, mette in angolo. Gara che indubbiamente si è aperta, azioni da una parte e dall'altra, più manovrata la ricerca del gol, quella della TM, più in velocità in ripartenza le azioni del Palmanova. Vettore, Zannoni al pallone dietro di sé, si gira, lo recupera, viene servito Vettore, cade un giocatore a terra, Vettore si presenta solo e parte il tiro che sfiora il palo. Ancora una volta ben posizionato Morassi, copre tutto lo specchio della porta e per cercare la conclusione angolata Vettore mette di pochissimo fuori. Il tentativo di aggancio di De Bernardo scivola, il pallone esce fuori, l'allungo di Garcia André, bella azione di Garcia André, fermato, riparte il Palmanova, 3 contro 1, c'è un fallo, il fallo di Toso, il calcio di punizione per il Palmanova, era partito a gran velocità Langella, fermato da Alberto Toso, l'autore del gol della TM, che viene anche ammonito per questo fallo. Calcio di punizione Palmanova. Sulla sfera il numero 11 Slavisa Bozic, che è anche il mister di questa squadra, serve corto per Contin, il tiro di Contin, pallone fuori. Quasi 4 minuti nel corso della ripresa, risultato 2-1 per gli ospiti del Palmanova in maglia amaranto. Il pallone lascia sfilare pericolosamente il pallone Sovdata, pronto in agguato ancora Toso, che prova anche la stoccata decisiva. Ora si lancia tutto solo, Langella va al tiro, Prosdocimi di piede. In controtempo Prosdocimi, ma è riuscito a recuperare questo tiro in questa azione veloce e tiro rapido di Langella, molto veloce il capitano del Palmanova, che ora controlla la sfera, poi l'ultimo tocco di Sovdata esce fuori, rientra Calderone, Zannoni all'indietro per Prosdocimi, lungo lancio di Prosdocimi, cercava di servire Giata, viene messo a terra Garcia André, chiede il fallo, gli arbitri non sono dello stesso avviso, si riprenderà con una rimessa laterale per il Palmanova. Protesta la panchina del TM, interviene l'arbitro a placare gli animi. Sovdata, Garcia André recupera un buon pallone, poi Langella lo protegge, poi scivola e gli sfugge in rimessa laterale, battuta velocemente da Garcia André per l'azione nuova della TM, con il passaggio di Silva de Oliveira intenzionato a servire Giata, Flamingo Giata, troppo lungo il passaggio per lui.
molto chiara l'indicazione di Thomas Bragagnolo, che ha chiesto di chiudere la linea di passaggio da rimessa laterale al portiere, spostatosi sulla sua destra, fuori dai pali. Ora manovra Langella, recupera il pallone la TM, spinto da dietro Garcia André, calcio di punizione, il fallo di Bozic, calcio di punizione per la TM. È rientrato De Vivo, numero 5 Francesco De Vivo, classe 98. Rimane sul Palmanova, riesce a fermare questo tentativo di giocata dei padroni di casa. Ora è Prosdocimi con la sfera, raso terra, fuori misura il passaggio. Scivolano molto i giocatori del Palmanova. È bellissimo l'impianto della TM Arena, ma evidentemente ha bisogno anche di calzature particolari, perché sono veramente tante le scivolate viste dagli ospiti. Azione in profondità del Palmanova con una seconda palla che viene messa all'indietro, il tentativo di tiro di Calderone, poi una seconda palla. Ora l'azione del Palmanova, l'ultimo tocco è della TM, calcio d'angolo per gli ospiti con De Bernardo che raccoglie la sfera, la mette a terra, la batte all'indietro, servito Bozic, prova la lungo Bozic, cambia fronte di gioco, va al tiro, gran tiro di Bozic e parata. Era sulla traiettoria giusta Prosdocimi, ma il tiro era veramente molto forte, ha dovuto metterci praticamente tutto il corpo per parare questa bordata di Bozic, Prosdocimi. Il tiro di De Bernardo, di Mancino, fuori misura, con passo largo e tiro fuori. Rilancio con le mani, pallone in possesso della formazione ospite, poi sfugge la sfera a De Bernardo. 13:57 la conclusione, 2-1 per il Palmanova qui alla TM Arena, con la TM protesa in avanti alla ricerca del pareggio, ma lotta su ogni pallone la formazione friulana. L'ultimo tocco ora è della TM, Sovdata alla rimessa laterale, all'indietro per il portiere Luca Morassi, di piatto morbido sulla destra. De Bernardo cade a terra, ma non c'è fallo, si riprende con la TM, lancio di Prosdocimi direttamente tra le braccia di Morassi, poi di testa Prosdocimi va ad intercettare il lancio con le mani di Morassi. Azione molto decisa, difensiva di Prosdocimi, che ora alza le braccia, visto che il pallone lanciato dalla propria area dal suo collega avversario era comunque lungo e alto. Tentativo di scambio del Palmanova, pallone recuperato dalla TM, riparte la formazione di casa. Prosdocimi al limite dei 4 secondi, serve, comunque riesce a servire bene Des Silva De Oliveira. Lo stop di petto, poi perde di nuovo la sfera. Siamo già dall'altra parte del campo, con la rimessa laterale per il Palmanova, all'indietro per De Bernardo. Viene fermato De Bernardo, viene fischiato il calcio di punizione per il Palmanova. Il fallo commesso da De Vivo, situazione falli 2-1 per 2-1, 2 falli TM, 1 Palmanova. L'esatto inverso la situazione dei gol, un gol
TM, 2 gol Palmanova. Sovdata prova la conclusione a giro, il tiro esce largo e alto. Garcia André si accentra, galoppata di Garcia André centrale, serve morbido, poi cerca di ricevere palla da De Vivo, il pallone viene fermato dagli avversari che ripartono, col pallone messo al centro e Prosdocimi che si getta tra le gambe del numero 9 De Bernardo. C'è un contrasto tra i due, Prosdocimi era proteso alla ricerca del pallone, De Bernardo è cocciato su di lui, è terminato praticamente in rete, è a terra, si tocca la schiena, si rialza però. Il numero 9 Roberto De Bernardo, anche se ha bisogno dell'intervento dei sanitari. Il gioco è inevitabilmente fermo perché il giocatore friulano è proprio dentro la porta. Ora esce dal campo sul fondo, deve procedere alla sostituzione mister Slavisa Bosic del Palmanova. È già entrato il quinto uomo. Vettore di Suola, Vettore cerca di ingannare Langella che non si fa ingannare e mette in rimessa laterale. Nuova situazione d'attacco per la TM. Alla battuta De Vivo, il tiro di Silva De Oliveira, la mano di Morassi, il pallone sarà rimesso in gioco, posizione sarà rimesso in gioco dalla TM con un calcio d'angolo, una rimessa laterale a 2,5 metri dalla lunetta del calcio d'angolo. Garcia André, il tiro, ancora un intervento di Morassi, va alla conclusione Garcia André, sempre pronto Luca Morassi. 11:59, pallone alto, interviene Langella che recupera un buon pallone, poi scivola ancora una volta a terra, ma il pallone comunque era imprendibile per lui perché era dietro alla schiena. Il pallone servitogli da Calderone. Prosdocimi lungo, Calderone di testa, recupero di Langella, il pallone sembrava fosse uscito, non è così per gli arbitri. Il lungo rilancio a pescare Calderone di Morassi, che poi recupera una sfera proveniente dall'altra parte del campo e rilancia il gioco della sua squadra. Con il tiro del numero 10 Kandic, un tiro, una puntata, pronto Prosdocimi. Sottile equilibrio psicologico in questo momento della gara, quando si sta per entrare nell'ultimo quarto di gara, quello decisivo, con il Palmanova che cerca di gestire l'esiguo vantaggio e il TM che preme. Anche adesso con Garcia André che va a battere questo calcio d'angolo, il pallone fuori, ancora un tiro del numero 24 Zannoni, ancora la parata di Morassi, poi c'è un fallo commesso dalla formazione del Palmanova, calcio di punizione per la TM, colpo duro per Zannoni, per Silva De Oliveira, calcio di punizione per la TM. Tre giocatori sulla sfera, poi si prendono posizione Zannoni e Toso. Garcia Andrea alla battuta, direttamente in porta Morassi, sempre pronto, anche se si era leggermente spostato sulla sua sinistra, è riuscito a prendere questo pallone centrale un po' in controtempo. Prosdocimi, Vettore,
lotta all'altezza della panchina del Palmanova, alla meglio lo stesso Palmanova che recupera la rimessa laterale. Contin da molto distante prova la conclusione Dorigo, fuori. Ancora una rimessa in gioco per i padroni di casa. Brosdocim interviene, ma la porta è vuota. Attenzione, la porta è vuota. Brosdocim, il gol del numero 27 Sovdata che allunga per il Palmanova. Il gol al 9 minuto e 47 secondi della ripresa. Il gol di Sovdata. E il nuovo allungo del Palmanova che si porta sul 3-1 a 10:13 della conclusione. Sovdata è stato servito sulla destra. Il gol di Žaka Sovdata. Tutto da rifare quindi per la TM Gran Giorgione, che aveva accorciato le distanze all'inizio della ripresa. Ora si trova sotto -2, ma manca ancora tantissimo. 10 minuti, poco meno. Tutto è ancora possibile. Controllo di petto di Contin che mette al centro per Luca Dorigo, che sul secondo palo raccoglie il perfetto passaggio di Contin. Il gol del Palmanova, il gol di Luca Dorigo. 4-1 Palmanova. Nel primo tempo un 1-2 micidiale per la formazione ospite. Nella ripresa nuovamente un 1-2 nel giro di 30 secondi, anche meno, micidiale del Palmanova, che ora è sopra di 3, 4-1. Contin sfugge via elegantemente, mette al centro Murato da Zannoni. La battuta della rimessa laterale lo stesso Contin per Langella, Vettore, corpo a corpo, alla meglio Vettore, un altro corpo a corpo, sfugge Vettore, interviene in posizione difensiva e c'è il fallo di Vettore che era lanciato verso la porta, poi con una gran velocità era intervenuto il difensore del Palmanova. Grinta da vendere per questa squadra in questa partita. Squadra che va su tutti i palloni, con Contin che mette ancora al centro per la corrente Langella. Questa volta il tocco di Langella è deviato. Azione quasi simile a quella precedente, quella che aveva portato al gol Dorigo. Riparte la TM con Toso, De Oliveira, ancora servito Toso, prova a liberarsi Garcia André. De Oliveira viene fermato, riparte 2 contro 1, perde l'attimo fuggente in questo caso Contin. Squadra ospite che deve per forza ripartire dalla propria difesa, fa scorrere il pallone guadagnando secondi preziosi Luca Morassi, rilancia lungo Morassi, pesca Sovdata, difficile il suo controllo,
riprende il TM a macinare la sua azione d'attacco. Toso, Zannoni, il pallone dall'altra parte per Silva De Oliveira, all'indietro per Garcia André. Prova l'azione manovrata, il TM, Toso, bel gioco di gambe di Toso, a servire Silva De Oliveira, poi il pallone rimbalza dalle parti di Prosdocimi, che trova libero Garcia André al centro per Silva De Oliveira, che la riapre. Bellissima azione della TM, partita dal proprio portiere, che ha servito con grande precisione Garcia André, che ha pescato Silva De Oliveira sul secondo palo. 4-2 per il Palmanova, ma gara decisamente riaperta a 12 minuti e 20 secondi della ripresa, quindi a 7 minuti e mezzo circa dal termine della gara. Segniamo il gol quindi di Leonardo Silva De Oliveira. Il tiro di Zannoni, la parata di Morassi. Buon momento della TM, che deve sfruttarlo appieno per provare a recuperare questo risultato. Ci prova sempre con il solito Garcia André, che questa volta sbaglia l'ultimo tocco, poi il contrasto, si lancia solo all'uscita di Prosdocimi, scivolata tempestiva. Garcia André è solo dall'altra parte, mette per Flamingo Jata, che è fermo sul posto, probabilmente o trattenuto da un avversario o perché non aveva capito l'intenzione del suo compagno di squadra. Azione che sfuma, ghiottissima occasione per la TM. Prova Contin di testa, prova l'Angella con velocità, prova a servire Contin, pallone fuori. Impreca Contin, si morde i pugni per questa occasione, questo passaggio troppo lungo. Flamingo Jata in pressione, ora è il numero 4 Costantini, pressa la TM, colpo di testa, lo stop di petto di Contin, all'indietro cerca di giocare largo il Palmanova, anche per far scorrere il pallone e quindi anche il cronometro, e per fermare l'entusiasmo della TM, che sembra in un momento importante della gara. E lo è anche con questo tiro di Silva De Oliveira. Murato, calcio d'angolo, Jata alla battuta, all'indietro per Garcia André, in avanti a cercare Silva De Oliveira, ultimo tocco del Palmanova, Zannoni, Garcia André, si accentra Garcia André, prova la conclusione, la puntata fuori misura di poco alla destra di Luca Morassi. 5-51. Grande parata di Prosdocimi sul tiro di De Bernardo, grande parata perché era letteralmente coperto dalla propria difesa, una parata d'istinto, salvare la propria porta. Jata, leggermente spinto, riesce a mantenere il controllo della sfera, avanza Silva De Oliveira, su di lui Costantini, rimessa in gioco TM, esce stanchissimo Silva De Oliveira, rientra Vettore. La battuta Garcia André, Vettore servito sulla destra, bella azione di Vettore, il tiro di Vettore proprio sulle braccia, sulle mani aperte di Morassi, che sventa ancora una situazione nella propria porta, e la TM, che a 5-12 dalla conclusione ci prova col portiere di movimento, l'uscita di Morassi inganna
probabilmente Vettore, che non riesce ad agganciare il pallone lungo la linea di fondo. Rientra Prosdocimi, il lungo lancio di Morassi decisamente fuori misura, riprende il gioco con il portiere di movimento per l'ATM. Si è ripartiti da rimessa laterale, quindi non c'è stato bisogno che il portiere rientrasse nella propria area. De Oliveira, Zannoni, Garcia André, Zannoni, pressa un po' alto la Palmanova, il tentativo di prendere un pallone e poi il passaggio, la sfera che rimbalza in modo un po' strano e non riesce l'aggancio di Toso, anzi di De Vivo, Francesco De Vivo sulla sinistra. Colpo di testa di Calderone, recupero palla, poi interviene il Bozic, mette fuori, frena l'azione della TM, che però ha la possibilità di riprendere la propria partita col portiere di movimento. Pallone al centro, va alla conclusione dalla propria parte Morassi, praticamente ha preso il pallone a terra, si è allungato sulla destra e è andato al tiro fuori con la porta vuota. Un altro tiro a porta vuota, questa volta di De Bernardo, ancora fuori. Sembrava invece aver preso la direzione giusta, ma poi si è allargato. Prosdocimi, Zannoni, bel passaggio di tacco verso Vettore, il passaggio di Toso di tacco. Ora Toso è dall'altra parte, sulla destra, è rientrato Silva De Oliveira, che ora riceve sfera con la maglia del portiere di movimento. Pallone al centro, l'intervento di Garcia André, cade a terra Garcia André, non c'è nessun fallo, pallone che scivola via, c'è però un tocco del Palmanova, TM che rimane in avanti. Zannoni, Garcia André, ancora Zannoni, dialogano i due, spazio è poco, l'errore di Silva De Oliveira che recupera comunque il pallone, riparte la TM, Zannoni, il tiro di Zannoni viene fermato in calcio d'angolo, intervento di Bozic, Slavisa Bozic, calcio d'angolo TM che riparte 5 contro 4, Silva De Oliveira, il tiro, la parata ancora di Morassi. Questa volta era lui coperto dai suoi compagni di squadra, ha visto il pallone all'ultimo, però era in un'ottima posizione, ha dovuto solo alzare le braccia, i pugni, sul forte tiro di Silva De Oliveira. 3-26, 4-2 Palmanova. Garcia André, Zannoni, Garcia André, Toso, ancora servito Toso, Garcia André prova ad accentrarsi, Zannoni, sfugge il pallone a Zannoni, chiama il time out il mister del Palmanova, che è lo stesso giocatore in campo, Slavisa Bozic. Time out, 1 minuto di pausa prima dello sprint finale, 3 minuti e 09 alla conclusione, 2 gol da recuperare TM, 3 minuti e 09, tutti da vivere.
Gioco che riprende dunque con la rimessa laterale del Palmanova, che però perde la sfera e quindi ora potrà l'ATM riprovarci con il power play. Pressa alto nel tentativo di non far ripartire l'avversaria il Palmanova. Ora l'ATM si è riversata di nuovo nella metacampo dei friulani, fa girare il pallone, Garcia André al centro per Vettore, il tiro e l'attenzione al tiro del portiere Morassi che sigla il gol del 5-2 direttamente da casa sua, il gol di Luca Morassi al 17° minuto e 30 secondi della ripresa, 5-2 per il Palmanova. Si riparte sempre con la stessa situazione tattica, con il TM che naturalmente ci crede, perché in 2-21 può succedere di tutto. Certo, questo gol può essere quello che spezza la partita. Vediamo ora Contin che riparte, il brutto fallo di Silva de Oliveira, il cartellino giallo per lui, rientra Prosdocimi, cartellino giallo per Silva de Oliveira che ha fermato fallosamente l'uomo lanciato sulla sinistra. Contin si è rialzato, Contin, nulla di grave per lui, calcio di punizione Palmanova. L'arbitro lato opposto alle tribune va a redarguire il portiere Morassi che aveva protestato. Gara comunque che, seppure ci sono state diverse ammonizioni, è stata assolutamente corretta, sempre in linea, sempre tra le righe. Ora Prosdocimi si avventura in un dribbling, poi il contrasto, pallone che esce alto, non esce sul fondo, esce nella rimessa laterale, 1,55. Riparte l'ATM, rimane alto il Palmanova, impedendo all'ATM di manovrare e di superare con facilità la propria metacampo. E poi nei contrasti è veramente una partita encomiabile quella della formazione friulana, perché è andata su tutti i palloni, ma proprio tutti. Morassi, l'ultimo tocco, Prosdocimi, lancio di Prosdocimi, cercare Garcia André, in ripiegamento difensivo colpisce di testa e risolve la questione soft data, poi di nuovo Morassi, 1,19, triangolazione larga, incespica sul pallone De Bernardo, riprende il portiere di movimento, questa volta è il numero 3 Toso ad indossare la maglia del portiere di movimento con il fallo su Vettore che viene trattenuto per la maglia, non fischiato. Vettore, attenzione, il tiro a porta vuota, fuori il tiro di Calderone dalla propria metacampo con la porta vuota, tiro fuori. Contin recupera un gran pallone, non ci crede più neanche Zannoni. Contin vola sulla destra e va a siglare il meritato gol, il meritato suo gol. Ha fatto una partita molto buona Raffaele Contin. Il gol del 6-2, il gol di Raffaele Contin. Gara che si può dire chiusa con l'ATM che dice basta, con Zannoni che ferma il pallone, con gli applausi
della situazione un po' imbarazzante perché mancano ancora 21 secondi, i giocatori sono lì che si tolgono le fascette e Palmanova, ma ci sta perché ovviamente non è una resa, è far capire che non c'è più la possibilità di recuperare, mancano 4 secondi, vince questa gara il Palmanova, risultato finale 6-2, Palmanova che espugna la TM Arena, sorpassa in classifica il Gran Giorgione, le strette di mano tra i giocatori, abbiamo sentito una bella gara con il Palmanova che ha allungato nel finale e molto brava soprattutto nel contrastare ogni azione del TM. A noi non resta che salutarvi, ringraziare la troupe composta da Andrea e Michele Di Giambattista e un caro saluto qui dalla TM Arena da Enrico Guidotti. Buon futsal a tutti.